La sai l'ultima. No, perché era il mio grande amore il flamenco. Più il flamenco del tango? Sì, e poi dopo ho scoperto il tango argentino, ho fatto parte di una compagnia del Teatro Fantastico di Buenos Aires e quindi ho fatto dei tournée teatrali con un coreografo argentino. Dove l'hai fatta? In Italia o anche all'estero? In Italia, tutto in Italia. Tu hai iniziato invece il cinema, forse non l'hai iniziato, però hai avuto un grande incontro con Tinto Brass. Uno scontro, Uno scontro. Ma come mai tutte le attrici che hanno un incontro con Tinto Brass poi hanno uno scontro con Tinto Brass? Beh, perché lui ti fa entrare in maniera molto prepotente nell'immaginario collettivo. La cosa difficile poi è dimostrare di essere e di saper fare anche altro. Cioè, se uno vuole fare l'attrice deve sapere interpretare differenti ruoli, non solo quelli magari più ammiccanti o più piccanti. Ma in generale, se tu potessi tornare indietro, questo incontro lo rifaresti ancora? Sì, sicuramente sì, non lo rinnego anche perché... Vabbè, adesso. Qualcun altro ci ha detto no. Ultimamente in un'intervista a Tinto Brass l'hanno paragonato a un peperone. Sì? Perché? Perché è piccante. No. Tra le altre cose, Claudia ha questo suo aspetto etereo, così un po'. Però è una ragazza molto spiritosa anche. Giocherellona, mi piace giocare. Una sua verva comica che ogni tanto tira fuori. Guarda che più tardi ti chiederemo una barzelletta, vedi di ripassare. Mi sono documentata. Ti sei documentata per non far brutta figura. Sull'arma dei carabinieri. Ah, ecco, sui carabinieri la dici. Un carabiniere è in fila all'anagrafe e l'impiegato gli si rivolge e gli dice nome? Carabiniere Lo Moscio. Professione? Carabiniere. Sesso? Enorme. Cioè, una cosa pietosa. No? Allora, poi ancora mi premeva di parlare del tuo incontro con Tinto Brass, poi ancora teatro, poi ancora cinema, poi la televisione. Di queste tre brutte bestie, teatro, cinema, televisione, qual è quella che ti spaventa di più, quella che ti attira di più, quella che ti piace più fare? Ma sai, il teatro è il luogo dove io mi sento meglio e mi piace soprattutto lavorare in teatro perché ho il contatto con il pubblico, perché cresco come artista anche tutte le sere. Il cinema mi spaventa di più, sì, perché la gente va di meno al cinema. In televisione comunque, voglio dire, il televisore poi è una cosa di bello che sta in casa. Quindi tu entri dentro le case della gente, sei quasi familiare, cioè la gente quando ti incontra per strada ti saluta come se fossi uno di loro, come se vivessi in casa con loro. E tra poco questo ti capiterà un po' in tutto il mondo, perché mi fa piacere sottolinearlo durante la tua intervista, la serie Linda e il Brigadiere sta andando fortissimo come in Italia, anche in Canada e in Turchia, cioè in due paesi proprio completamente diversi dal nostro. Brava. Signori? Ma lo sai che mi è successo? Sì. Poi questo se non va bene lo tagliamo. No, non lo tagliamo. Ma ha pettinato un parrucchiere turco. Sì. E a noi non gli sembrava vero. Io non lo sapevo di essere famosa in Turchia, è vero questo? Sì. Parrucchiere turco qui in Italia o là in Turchia? Qui in Italia. Durante la tournée teatrale, sai che in teatro tu chiami i parrucchieri della città dove ti trovi. È arrivato questo parrucchiere turco, molto gentile, molto bravo poi. E insomma, per lui non gli sembrava vero, gli sudavano le mani. E poi mi ha spiegato che ero famosa in Turchia, io non ci credevo. Ti aspettano tutti questi turchi allineati. Accompagnami. Sì, perché no? Perché no posso. Lì c'è anche il rischio se ti accompagno, Che cosa succede? No, ti niente. rubano, ti Che rapiscono? possa piacere altrettanto io. Che possa piacere altrettanto A io. me? Allora, signori, voi capite bene che con quest'angelo io starei qui fino a dopodomani, ma devo farti l'ultima domanda. Sì. Tu hai detto, il successo è un letto ad una piazza sola. Sì. Perché? E come perché? È difficile dividerlo il successo, soprattutto è difficile che il compagno che ti sta a fianco lo accetti, perché chi vive un successo vive anche una vita molto frenetica, molto difficile. E Però, tu invece sei fortunata? Io sì, anche io da quel sì, punto. sì. Quindi continui ad avere un letto a due piazze o una sola? Ha una piazza, però lo divido con un'altra persona. Ma perché state scomodi? Ma siamo più vicini! Vabbè.
Vabbè, Claudio, davvero a malincuore ti lascio, perché sai che noi abbiamo una gara in corso, devo continuare. Mi porti via in braccio? No, ti lascio lì perché tanto A New York? Mi molli a New York? No, ti porto a Istanbul perché abbiamo quel famoso incontro. Grazie. Simpatica, eh? La facevate così simpatica la call? Se anche dicevate di no non si offendeva nessuno, perché le interviste in televisione sono fatte anche per quello, per far risultare i personaggi così come sono.